già in diretta, che sa 3 persone collegate dal vivo. È da un attimo. Sì, si vede anche adesso. Ciao. Amici del canale YouTube di Volley Veneto, ben ritrovati per questo quarto di finale tra Volley Veneto Benatus contro Rosafir, questo quarto di finale di Coppa Veneto. Le due squadre stanno per entrare in campo.
Diamo subito i roster delle due formazioni, non avendo ancora gli starting six. Partiamo proprio dalla squadra di casa Rosà, con il numero 1 Matteo Parolin, con il numero 2 Bigolin Nicolò, con il numero 6 Pontaroglio Nicolò, con il numero 18 Poggesi Rocco, con il numero 7 Cortese Matteo, con il numero 9 Ferraris Gabriele, con il numero 11 Sant'Arcangelo Matteo, con il numero 14 Mattia Gabrielli, con il numero 15 Scarpossa Giacomo, con il numero 22 Gorise Pietro, con il numero 23 Bellomo Luca, con il numero 5 Bertagnini Lorenzo. Risponde la formazione di Volley Veneto con il numero 1 Luca Albertini, con il numero 2 Leonardo Squara, con il numero 3 Sasha Tarocco, con il numero 5 Bellinazzi Marco, con il numero 6 Zibelonghi Ivan, con il numero 7 Gatti Davide, con il numero 8 Edoardo Centrale, con il numero 9 Cristian D'Agostini, con il numero 11 Filippo Garrò, con il numero 12 Matteo Tommaso, con il numero 13 Albrigo Tommaso, con il numero 14 Niccolo Giorgio. Con poi inizierà, dicevamo, questo quarto di finale. Queste due formazioni. Ricordiamo i risultati per essere arrivati qui proprio dalla squadra di Rosà, che nella fase gironi ha vinto per 3-0 contro Motta, per 3-0 contro San Biagio Volley, per 3-1 contro Olimpo e 3-0 contro Treviso. Agli ottavi Rosà Carpenteria K2 3-1. Risposta Volley Veneto Benacus con la prima giornata, con la vittoria contro Piene per 3-0, per 3-2 contro Montorio, per 3-1 contro il Duel Caselle e per sconfitta per 3-2 contro la A Volley nella fase a gironi, mentre nell'ottavo di finale di Coppa Veneto Volley Veneto Benacus ha vinto per 3-1 contro Agrumo, avendo così la possibilità di accedere a questo quarto di finale che in caso di vittoria porterebbe alle Final Four di Coppa Veneto. Con la squadra di Adriano Fin potrebbe essere una chicca a coronare una stagione che fino al momento la formazione veronese la vede al primo posto del girone B di Serie C maschile dopo 7 vittorie consecutive a 21 punti a punteggio pieno. Per l'occasione ricordiamo che sabato la formazione di Volley Veneto Benacus alle ore 20 giocherà contro la seconda classifica a Venezia, quindi scontro al vertice sabato prossimo a Bardolino tra le prime due formazioni del campionato di Serie C maschile di pallavolo. Abbiamo gli starting six delle due formazioni. Volley Veneto, la classica formazione che ci ha sempre abituato ad essere vista in campo, con Garrò al palleggio nella posizione De Giorgio, con Mazzola Lillibanda e con al centro Albrigo e capitano Di Agostini libero di piede viola. Risponde la formazione di casa con il numero 6 Pontaroglio, con il numero 14 Gabrielli, con il numero 15 Scarbossa, con il numero 1 Parolin, con il numero 23 Bellomo, con il numero 25 Bertagnini Lorenzo. È efficace, Michele Viola non riesce ad arrivare su un pallone sbagliato prepotentemente dalla squadra di Rosà e fuori dal campo andrà il giocatore numero 23 Luca Bellomo. Michele Viola, Garrò, Sasha Tarocco. Il giocatore numero 14 Gabriele Mattia. 2-0.
non avevano detto Nicolo Nicolo ora la difesa in gara questa volta un muro di De Giorgio di Rodrigo è efficace 2-1 l'attacco in posto 4 la squadra di Rosa è proprio uno dei due autori del muro Tommaso Albrigo il centrale di Volley Veneto si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Buona la ricezione di Rosa possibilità di attacco al posto 4 non siamo riusciti ad arrivare a prendere il pallone 3-1 al servizio Parolino. Free ball nel campo di Rosati alla sinistra 4-1 un po' contratta la formazione di Volley Veneto in questo inizio di serie. Ancora battuta al centro Mazzola Garro un bel primo tempo porta 2 punti per la formazione ospite manda fuori dal campo l'opposto di Volley Veneto Davide De Giorgio. Servizio De Giorgio, buona la ricezione, possibilità di attaccare al servizio di centrale il giocatore numero 14 Gabriele. Buona ricezione di Mazzola, cercano le mani fuori intelligente, cambio palla. È proprio l'autore di questo punto che esce dal campo. Per il servizio. Palla fuori per il nulla 6-3 veramente parliamo di millimetri questo pallone di Tarocco che era indirizzato nell'angolo alla sua sinistra al servizio il giocatore numero 25 Bertolini. C'è il numero 2 della Rosa ancora Bertolini a servizio Mazzola di Mazzola aveva cercato il lungo almeno 20 cm dalla riga time out questo subito capitano Agostini chiede il time out partenza un po' in difficoltà per la formazione ospite che sta subendo al momento gli attacchi della formazione e le difese. Finora ho contato 2 muri della formazione di uno su De Giorgio e uno su Tarocco se non erro. Aspettiamo i 30 secondi, ecco le due squadre che ritornano in campo. A servizio ancora il giocatore numero 25 Bertolini Lorenzo.
efficace, separare solo il tempo. Viene chiamato quarto tocco, perché avevano protestato molti giocatori di Volley Veneto prima che l'arbitro decidesse. 8-4, in errore al palleggio di Rosà, permesso a Volley Veneto di conquistare un altro punto. Di Agostini. Il numero 6 Contarollo non è efficace, gli sfugge il pallone. 8-5, ancora capitano Di Agostini al servizio. Volley Veneto che in questa frangetta recupera un punto. Schiacciata del giocatore numero 5 di Bertolini, che lancia il pallone fuori dal campo e permette a Volley Veneto di riconquistare un altro puntino. Ora Bertolini. Attacco efficace, 9-6, 10-6, 9-6, infatti mi sembrava, visto il tabellone che si era portato sul 10, 9-6. Al servizio il giocatore numero 6, Contarollo. Errore di Albrigo in primo tempo. È ancora meno 4 per Volley Veneto in questo primo set. E ancora Contarollo al servizio. Garro la dà per Mazzola. Il Sace Carocco 10-7. Il tabellone fa un po' le bizze, mi pare che lo manchi dietro. Filippo Garro al servizio. Solo De Giorgio in difesa, ne ha approfittato subito la squadra di casa per fare il cambio palla. Al servizio del giocatore, il centrale, il giocatore numero 15 Sgarbossa. Posto 17, ancora meno 5 per Volley Veneto. Ora Sgarbossa al servizio. Piede viola, Filippo Garro. 12-8, efficace l'attacco di Mazzola. Mentre intanto il giocatore numero 2 Vigolina, il libero della formazione di casa, Tommaso Mazzola al servizio. Paroli, Matteo. E mette giù un bel attacco dal posto 4 e concede il servizio alla propria squadra con il giocatore numero 23 Bellone.
Forza ragazzi, dai ragazzi, su. Il brigo al servizio. Del giocatore numero 25 Bertanini Lorenzo, al posto 4 sta soffrendo il posto 4 la formazione di Volley Veneto in questo momento. A servizio il giocatore numero 1 gioco al servizio. La formazione di Volley Veneto che deve recuperare 4 palloni, 4 punti. Palla dentro, a mio parere, palla dentro, attacco d'arbitro, prima palla dentro. L'attacco di Sasha Tarocco è efficace. 14-11, recuperiamo un altro pallone, un altro punticino. Ancora del gioco sul libero, posto 4. Non interviene, non riesce ad intervenire. 15-11, sempre dal posto 4, stiamo soffrendo tantissimo. Al servizio del giocatore numero 14 di Rosa Gabrielli. Ancora il centrale di Gabrielli, Mazzola, che migliora l'ansia per il gioco. È sempre da poco. Questa è la bolla di 17-11. Zona 4 di Rosà abbiamo visto che è molto forte sia in attacco che in difesa. 30 secondi di pausa. Ancora il servizio al giocatore numero 14 Gabriele, centrale di Rosario. Michele Viola, la Rocca, butta fuori il pallone, il numero 6, scusate, Sasha Tarocco 7-12. Ancora Tarocco a servizio.
Michele Viola, Garro, primo tempo di 17 a 13, 14. Ancora Tarocco. Pallone molto alto. 17 a 15. Al servizio penetrante di sarà a colpire il posto 1. Il giocatore numero 2 della formazione di Rosa Bagolini, libero costringe il mister della formazione di casa a chiamare il time. 30 secondi di pausa. Ecco il fischio dell'arbitro, rientrano in campo le due formazioni dopo 30 secondi. Ancora fuori dai 9 metri Sasha Tarocco. 17 a 15. Palla molto alta, ancora forzata. Ace, 17 a 16. Ancora un altro servizio molto potente di Sasha Tarocco che porta la formazione ospite dal meno 5 al meno 2, 17 a 16. Invasione, dice di no al giocatore numero 15, il secondo arbitro, Sgarbossa dice di no al secondo arbitro, 17 pari, ancora però in servizio. Mazzola, Viola e Tarocco pronti per la difesa sul servizio del giocatore numero 25 Bertellini. Molto alti, molto presenti. 19 a 17. Il Muro dice molto precedentemente 19 a 18. Deve spiegare il servizio. La partita che è ritornata in equilibrio. L'opposto di Bologna Veneto mette in equilibrio intorno alle due squadre. Il capitano De Agostini si riporta fuori dal
Contarello sempre il posto 4. È proprio l'autore di questo punto, lo schiacciatore di Rosato, da fuori dal campo per il suo turno di servizio. La formazione di Volley Veneto è di 1-19 metri. Dopo un bello scambio tra le due squadre. Sostituzione, esce il giocatore numero 6 Contarello ed entra il giocatore numero 9 Ferrari. Ovviamente vuole rinforzare la ricezione la squadra di Rosato. A servizio Filippo Gallò. Questo è il nuovo arrivato. Free ball nel campo di Volley. Viene chiamato il tocco, protestano i giocatori di Rosato, viene chiamato il tocco la seconda volta. 21-20 per la squadra di Volley Veneto, tantissime emozioni il palazzetto di Rosato, quando la formazione di Volley Veneto era sotto di 25 punti. Ecco, lo chiama il capitano, il giocatore numero 1 Parolino. Ancora Filippo Garro al servizio. Servizio Sgarbossa Gianni, 21 pari in equilibrio in questa fase finale di primo set di quarto di finale di Coppa Veneto. Pallonetto intelligente di De Giorgio sul muro schierato, ma riesce ad intervenire il giocatore in difesa. È 22-21 per la squadra ospite e fuori dai 9 metri Tommaso Mazzola. Attacco 2, andiamo! Fuori sull'attacco in posto 4, questa volta del giocatore numero 1 Parolin, vediamo se c'è una time e come avevo previsto sul 21-23 chiamato subito time out la squadra ospite che si è vista nel corso di questo primo set venire raggiunta di 5 punti e poi superata di 2. Non è ancora deciso, le partite finiscono al 25 e oltre. Rientra nel campo le due formazioni. Ancora Tommaso Mazzola che va a prendersi il pallone per il suo servizio, 23-25 per la squadra ospite, quando era stato sotto anche i 5 punti. Un buon recupero di Volley Veneto.
palla abbondantemente trattenuta da parte di Rosano, fischiata dall'arbitro. L'arbitro non ha giudicato il trattenuto quel pallone. Hanno protestato i giocatori di Volley Veneto inutilmente. 22-24. Grande attacco ancora di De Giorgio. Questa volta invece del pallonetto ha scelto di giocare una palla più veloce. Entra Gatti al servizio, scusate, al servizio va Mazzoni. No, al servizio va Gatti. Questo turno di servizio continua a 24. Davide Gatti. Flop. Avrebbe potuto essere gestito meglio questo pallone, ma Davide De Giorgio lo ha battezzato fuori sull'attacco di Tarocco, la palla aveva passato su tutta la rete, riesce Gatti. De Giorgio. Al servizio il giocatore numero 1 Parolini. Butta la palla sulla rete, 0-1, il conto dai 7, 3 minuti di pausa. Prima diceva Adriano, non so. Ho 10 persone collegate.
Maria Cardone c'è fortissimo. In campo le due formazioni, ecco che ricomincia il secondo set. Michele Borgia riceve bene. Primo tempo del giocatore numero 13 Tommaso Brigo, 1-0 per Volley Veneto. La ricezione del numero Bertanini fa il 1 pari e manda fuori dal campo Parolini. Primo break della squadra di casa. Capitano D'Agostini, ma il primo tempo viene indicato da Garrò. E Giorgio al servizio. Per la squadra ospite viene chiamato fuori banda all'attacco nella formazione di casa. Ancora del gioco a servizio. Ancora De Giorgio al servizio, ancora in flotte. Si assume la propria responsabilità su questo errore in palleggio. 4-3. E servizio al giocatore numero 14 Gabrielli, centrale della formazione di Rosa. Mazzola, Filippo Garrò, ancora 5-3. Proprio l'autore del punto Tarocco che va fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Filippo Garrò, Mazzola, la palla che nessuno interviene nel campo di Rosà, una palla intercettata in diagonale, abbastanza
anche questo errore un po' ingenuo dalla formazione di Carlo, concede agli avversari il più 2, 4-6, capitano Agostini al servizio. Comunque da un bel servizio Cristian Agostini in flop che ha messo in difficoltà la ricezione di Rosa 4-7 time out questa è la squadra più 3 per Volley Veneto. Secondi di pausa. Di Agostini al servizio. Ancora Di Agostini al servizio, l'arbitro ha fischiato, si è fermato il gioco, ma in realtà sembrerebbe che la palla fosse stata valida. E quindi ancora 4-7, tutto da rifare. Controllo, nessuno interviene, 5-7, oppure dici anche su questo pallone molto difficile. Di buon campo di Volley Veneto. Scambi da una parte e dall'altra. Tribolo adesso nel campo di Rosa. Un applauso a tutte e due le squadre, ottime riprese, però il punto è andato alla squadra di casa e Pontarollo ai servizi. Filippo Garrò, fuori dai 9 metri, 6-8. Partita intensissima, molto spettacolare. Il giocatore numero 15,
Servizio Rosario. Di Mazzola del posto 2, bellissimo diagonale Mancini, 9-7, ancora meno 2 della squadra di casa, è proprio l'autore di questo punto, si porta fuori dai 9 metri con il suo servizio. 7-9, flot. 8-9. Al servizio del giocatore numero 23 dell'Uomo Luca. Due punti recuperati in questo turno di servizio. Punti nel turno di servizio, intende Rosario entrare sul 3-1. Sembra un po' essere in crisi adesso la formazione di Volley Veneto Benefus. Ricordiamo il primo set vinto dagli ospiti per 25-23. Adesso sotto di un punto 10-9. Palla sulla rete. Ha cercato un flop corto, non c'è riuscita. E Tommaso Albrigo che esce dal campo per il suo servizio. Free ball, Mazzola, verrà il primo tempo di D'Agostini, 11-10. Ancora Albrigo al servizio. Purtroppo il pallone è 11 pari. Al servizio il giocatore numero 1 Parolin Matteo. Alla fuori 11-11. De Giorgio al servizio. Alla corta recuperata da Volley Veneto, possibilità di attacco. Rocco con la palla ancora nel campo di rimette in equilibrio ancora la partita. È il giocatore numero 25 Bertarini Lorenzo.
ancora Tarocco a servizio. Turno di Sasha Tarocco. Palla nel campo di Volley Veneto. Duro del giocatore numero 6. Controllo, non tiene in campo il pallone, attacco potente di De Giorgio. 12-14, più 2 per Volley Veneto. Questa volta il pallone cade fuori, 13-14. Ha cercato di angolare tanto il pallone Tarocco. Il giocatore numero 25 Bertaglini a servizio. Palla nel campo di Rosato. È il primo tempo del giocatore numero 15. Michele Viola, sono molto alti i giocatori di Rosato. 15-14 per la squadra di casa, più 1 per gli avversari. Più 2, time out. Questa è la panchina di Volley Veneto. 30 secondi di pausa. Entriamo in diretta, scusateci per l'assenza. 17-16. Filippo Carro al servizio.
servizio al giocatore numero 15 Sgarbossa. Grande attacco di De Giorgio, potentissimo. 18-17. A servizio a Tommaso Mazzola. La formazione di Volley Veneto sotto di un punto. Muro del centrale veronese Tommaso Albrigo. E siamo in perfetto equilibrio ancora, 18 pari. Sulla tratta di De Giorgio. Ancora Mazzola al servizio. Questa volta la palla cade fuori, 19 pari. In campo è entrato il giocatore numero 23, Bellomo, al posto del giocatore numero 6, Pontarello. Mazzola, Garrocchi, De Giorgio, la palla nel campo di volley, di giocatore di attaccare. Il muro di Verona tiene. Viene chiamata invasione. 19-20. Entra Gatti al posto del numero 13 Albrigo per il servizio. Davide Gatti, 19-20. Perché il numero 2 di Carocco e De Agostini non è riuscito a trattenere il pallone dell'attacco in posto 2. Riesce al giocatore numero 9, scusate, il giocatore numero 9 Ferraris, era il numero 9, avevo visto male. 20 pari. Al servizio Parolini. Giorgio, butta le mani al numero 2. Gabrieli e Pontaroglio non riescono a trattenere il pallone. 21-20. È proprio l'autore di questo punto che esce per lasciare il punto di servizio a Marco Bellinazzi. Venti a 21. Palla corta, 22 a 20. Marco Bellinazzi inganna la difesa avversaria con una palla corta e porta il punteggio sul +2. Time out chiesto dalla panchina di Rosario. 30 secondi di pausa.
dopo il fischio dell'arbitro, 22 avanti con un ace appena fatto da Marco Bellinazzi, il secondo palleggiatore di Volley Veneto, è entrato in campo a sostituire De Giorgio per il servizio. Ancora un flop. Non ci arriva Nicola Viola sull'attacco, sull'alzata del muro veronese che aveva smorzato un attacco di Rosà da posto 4. Rientra naturalmente De Giorgio ed ecco Bellinazzi, 21-22. Al servizio del giocatore numero 14 Gabriele. Carocco porta il 23-22. Attacco velocissimo da posto 4 dal diagonale. È proprio l'autore di questo punto che va fuori dal campo per il suo servizio. Ha cercato il pallonetto, non ci è riuscito. Il servizio Rosa. Tre pari, equilibrio in questa fase finale di 7. Verona Volley Veneto aveva 2 punti di vantaggio. Ancora bisogna al servizio. Per Rosa. L'incertezza di Volley Veneto. Time out, questa è la partita di Volley Veneto, 30 secondi di tempo. Set ball della formazione di casa di Rosario. Rientrano in campo le due formazioni. Rientrano in campo le due formazioni, 54-23. Possibilità di chiudere il set per la formazione ora. Questo quarto di finale, 3 minuti di pausa.
Si attaccano! Siamo! Mazzola e servizio in questo inizio di terzo set. Sbaglia l'attacco centrale della formazione di casa. 1-0 per Volley Veneto Benefis. E ancora Mazzola e servizio. Palla fuori, errore in attacco del giocatore Marolin, 2-0. Ancora Mazzola e servizio. Questa volta la palla cade sulla rete, 2-1. Il servizio va al giocatore numero 23. Bellomo Luca. Sulla Giorgio.
Poco curvesto il malandrino di Sergio che inganna il muro di avversario. E concede ad Albrigo di uscire dal campo per il suo servizio. Con la posta 4, il muro 2 non lo contiene. Rocco fuori dai 9, no, scusate, De Giorgio fuori dai 9 metri. Rocco 5-3. Non perfetta la ricezione di Rosani, approfitta subito con le Veneto per portarsi ancora sul P2. Ancora De Giorgio. Peccato, non so, avevo cercato. 5-4. La servizio il giocatore numero 14. Gabriele Mattia. Errore su mercato di Tarocco per fare l'ufficiale, equilibrio 5 pari. Qualche errore di troppo nel campo di Volley Veneto. 5 pari, ne approfitto subito Rosà per recuperare i 2 punti di svantaggio. Palla fuori, 6-5 per Volley Veneto. Il Sasha Tarocco. Eccola la sua! Veramente tantissima gente questa sera da Palazzo del Sport. Ancora pallina molto alta per Tarocco. Errore questa volta nella difesa di Rosà che tra i giocatori non si capiscono, il pallone cade per terra dopo una time out, questo subito da qualcuno, dicevamo dopo una difesa e un salvataggio incredibile, il terzo tocco non è stato preso da nessun giocatore, la palla è caduta per terra, più 3 per Volley Veneto, errore di distrazione, il mister di Rosà probabilmente non è contento, ha chiamato subito time out.
Mattaro col servizio. Stavolta il pallone cade fuori, 6-8. Il servizio al giocatore numero 25 Bertaglini al posto di Rosa. Mazzola da posto 4, molto diagonale il pallone, intercettato dal muro, non riescono più dopo di intervenire i giocatori avversari. Capitano Cristian Di Agostini fuori dal campo. Attacco del giocatore numero 6 Contarollo. È proprio l'autore di questo punto che va fuori dal campo per il suo servizio. Palla nel campo di Rosacca con la possibilità di attacco. Se ne fanno sotto un giocatore di Rosacca, da almeno 3 almeno 1. Di Mazzola, bravo non passa la rete da di Mazzola. Per Volley Veneto 10-9. Arroyo Filippo al servizio. Recitati, attacco dello sport da 1-2. Attacco di Bertaglini. Equilibrio finora in campo. Numero 13 Filippo Tommaso Albino. Tommaso Albino più 1 per Volley Veneto. Filippo, scusate, Tommaso Mazzola al servizio. Fuori per 1-0, 11 pari. Luca Bellone al servizio. Attacco di Carolatore dopo una rocambolesca salvataggio di Volley Veneto 11-12, più 1 per i ragazzi di Volley Veneto.
Albrigo al servizio. Ed ace. 13-11. Errore del giocatore numero 25 Bertolini, che smaracchia un pallone fuori dal campo. 11-14. Ed è un altro ace. 11-15 per Tommaso Albrigo. Il suo turno di servizio è stato abbastanza male la formazione di Rosa. Più 4. Bel muro di Giorgio. Dunque bellissime difese e scambi tra le due squadre. Vediamo se Rosa chiamerà time out. Sì, ho visto adesso che l'allenatore di Rosa ha chiamato il tempo. Più 5 per la formazione ospite. Questo turno di servizio di Tommaso Albrigo ha messo molto in difficoltà la ricezione con due ace, la ricezione di Rosa con due ace e poi con palloni giocabili abbastanza sporchi. (11-16). Nella ricezione possibilità comunque per Rosa di giocare. A 16, allora l'attacco di Tarocco unisce la striscia positiva di Volley Veneto. Al servizio Carolina. Mazzola. Primo tempo di Cristian D'Agostini. 17-12, scusate. Bellissima veloce. De Giorgio al servizio. Più 5 ancora per Volley Veneto Veracruz. Primo nel campo di Rosa. 20-17. Al servizio il giocatore di Gabrielli.
Il servizio ancora il numero 14, Gabriele Mattia. Mette un bel lungolinea e manda al servizio il suo compagno di squadra Sasha Tarocco. Alla fuori, ricordi 15-18. Bertagnini Lorenzo al servizio. Pallone al campo di Rosato, subito di attacco. Purtroppo la palla è fuori, 17-18, 16-18. Rosato recupera punti quando Volley Veneto aveva cercato di allontanarsi. Muro di De Agostini e De Giorgio, 16-19. Entra Gatti al posto di Agostini, al turno di servizio. Sull'attacco di Rosa, più 4 ancora avanti al servizio. Sedici a 20. A 21, ancora Mura, secondo consecutivo sul giocatore numero 6 con Parollo. Ancora Gatti. Muro spiazza praticamente la difesa di Rosa e concede il più 6 per Volley Veneto. Ancora Gatti al servizio. Il servizio Pontirollo.
a 22. Si riavvicina corretto attentamente la formazione di casa. Di De Giorgio, bel lungolino della posta di Volley Veneto Benatus. Davide De Giorgio porta sul 23-18. Sostituzione, esce il giocatore numero 6 Pompirollo ed entra il giocatore numero 9 Ferraris nelle file dei padroni di casa. Fuori dal campo invece sta andando il giocatore numero 11, palleggiatore della formazione di Volley Veneto, Filippo Garrotto. A servizio il giocatore numero 15 Scarbossa. Ancora rientrate in campo le due formazioni, ancora il servizio Rosano, Tarocco, Sasha. Questa volta Davide De Giorgio mette il pallone dal 21 al 24. 3-7 gol per la formazione ospite, sostituzione di Mazzola con Bellinazzi. Bellinazzi Marco viene chiamato al servizio per il punto del set ball. Free ball nel campo di Rosa. Pallone fuori l'attacco del giocatore numero 1 Carolino, finisce per 25-21, 3 minuti di pausa.
Rientrano in campo le due formazioni sull'1-0 per la formazione di Volley Veneto dopo un attacco di Davide De Giorgio, ancora Tommaso Rodrigo al servizio, la palla ancora nel campo di Volley Veneto, Tommaso Rodrigo per Tarocco, la palla ancora giocata nel campo di Volley Veneto. Ancora la palla per Rosà, in pari. Questa è una partita vincente molto bella, con ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra, con due squadre che vogliono assolutamente dare il massimo in campo. E ne esce una partita intensissima, al momento il punto dei 7, 2-1 a favore di Volley Veneto, 2-1 per Volley Veneto. Davide De Giorgio al servizio. Free ball nel campo di Rosario. Del giocatore di Carolina sul muro 2 non viene trattenuto dal muro di Volley Veneto e siamo ancora in equilibrio 2-3. Di Tarocco, terrò da un bel pallone a capitano Di Agostini che porta il +1 sulla formazione di casa e permette a Tarocco di andare fuori dai 9 metri. Sasha Tarocco, Sasha dai, lo chiamano i propri compagni. Nel corso della partita ha fatto vedere dei servizi molto importanti, fortunato, ma sempre lo stesso tocca la rete, 4-2, cade la palla potente di Tarocco di Sasha, tocca il nastro e cade nel campo avversario, nessuno riesce ad intervenire, 4-2, ancora Tarocco in servizio. Sasha però butta la palla molto alta, potente, ribolla nel campo di Volley Veneto, mette giù la palla del 5-2 Tommaso e le parte dal posto 4 in diagonale. (5-2) ancora Sasha Tarocco al servizio. Un altro free ball nel campo di Volley Veneto. Giorgio non concretizza l'attacco, 3-5. Altro errore di Di Giorgio. Recupera Rosà dopo 2 errori consecutivi di Davide De Giorgio, però Volley Veneto ancora in vantaggio 5-4. Mani fuori, attacco il posto 4 di Mazzolo Tommaso. Concede a capitano Cristian Di Agostini di andare fuori dai 9 metri.
per il suo turno di servizio quando Volley Veneto è avanti di 2-7-1 e di 2 punti in questo quarto set, 4-6. Il centrale Gabrieli, ancora meno 1 per Rosato, sempre lui incollato a un punto di distanza. Al servizio il giocatore numero 1 Carolino. Sei pari. Sei pari. Ammonizione credo per il giocatore numero 6. Credo per il giocatore numero 6 di Rosa sia uscita qualche parola in più. Il palazzetto di Rosa esplode. Lo fa avanti di un punto. 3-6, il momento di crisi per Volley Veneto. Mette tutto in perfetto equilibrio Mazzola a posto 4 con grandi schiacciati. Tutto il braccio e Rocco Mippo in servizio. Partita, come dicevamo, molto bella ed intensa, entrambe le parti giocate veramente rigiocate. Ancora un primo tempo dal giocatore numero 14 Gabrieli che fa un bel primo tempo. È proprio l'autore di questo punto che va fuori dai 9 metri per il suo servizio, quando la squadra di casa ha vinto sul 9-7. Palla fuori, 8 pari. Tommaso Mazzola a servizio. Del posto il giocatore numero 25 per Paglini che cerca il mani fuori. È proprio l'autore di questo punto che va fuori dal campo per il suo servizio, con Volley Veneto costretto a riseguire in questa fase di quarto set. Free ball nel campo di Rosario. Un altro free ball nel campo di grande muro a 1. 9 pari.
9 pari. Albrigo al servizio. Dieci a 9 per Volley Veneto. Ancora dell'opposto da 1-2 il numero 25 Bertolini che porta ancora in equilibrio il centro. Attacco di De Giorgio efficace. Cambio palla subito. Sostituzione nel campo di Rosà, esce ancora per parole, entra il giocatore numero 9 Ferrari. De Giorgio cambia al servizio. Senza forzare, cerca il lungolinea, guardando il muro messo male della e intelligentemente passa nella parte esterna verso l'asticella laterale e tra il braccio e l'asticella, portando un lungolinea che porta sul 2-2 Volley Veneto 10-12. Del giocatore numero 1 Parolini, diagonale sul muro almeno, molto veloce il palleggio, non ha permesso al muro veromese di correre alla difesa. Al servizio del giocatore numero 15 Sverbossa. Invasione, è chiamata invasione per Rosa. 11-13. Sasha Tarocco al servizio. Questa volta la palla casca sulla rete nella parte di Volley Veneto. 13-12. Al servizio del giocatore numero 3 Luca Bellomo, il palleggiatore di regista di Rosà. Nell'angolo alla sinistra di Michele Viola e di Mazzola. 13 pari, equilibrio ancora in campo tra le due squadre. Punto di Mazzola da posto 4, 14-13. Capitani Agostini fuori dai 9 metri per il suo servizio, quindi rientra il numero 13 Tommaso Albrigo, Cristian e Agostini al servizio. Palla fuori, punto per Volley Veneto Venatus, palla fuori 13-15.
ancora Cristian De Agostino in servizio. Bel palleggio, una palla difficilissima, 15-14. Il giocatore numero 23 ha una mano, bell'uomo, ha fatto veramente un miracolo, è riuscito a tenere il pallone, concedendo a Parolin di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. Inganna tutti con una veloce, il secondo tocco. Filippo Garrò inganna la difesa, invece di palleggiare appoggia il pallone dall'altra parte. È perfetta la formazione di Volley Veneto per rimanere sul C2. È proprio il nostro palleggiatore regista Filippo Garrò al servizio. Viene data trattenuta a De Giorgio. (15 a 16). Michele Viola va a parlare con il primo arbitro. Ormai il grado tratto di decisione è presa. A mio parere era validissimo il pallone di De Giorgio. L'arbitro non era assolutamente d'accordo con me. Fuori 15 a 17. Mazzola al servizio. (18 a 15). Time out, questa dalla panchina di Rosario. 30 secondi di pausa. Mazzola al servizio. No, scusate, sì, Tommaso Mazzola al servizio. Di 15 a 19. Ancora Tommaso Mazzola. Al servizio. Palla fuori, il 16 a 19. È uscita di niente la palla di Mazzola.
20, pallone in attacco del posto della formazione di Rosa Bertolini, che è una palla che non passa la rete e concede a Tommaso Albrigo di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. 16 a 20 più 4. Andare fuori di Albrigo, 17 a 20. Bel diagonale di De Giorgio, molto stretto, entra Bellinazzi al posto di De Giorgio per il turno di servizio. Marco Bellinazzi al servizio, 21-17. Sembra avere in questa fase di set qualcosina in più rispetto agli avversari, ma ricordiamoci, finisce al 25, 17 a 22. Trenta secondi di pausa. Nell'attacco del primo tempo il giocatore numero 15 Giacomo Sgarbosa ha fatto un bel attacco, un no look guardando da un'altra parte, ha portato il meno 4 alla sua squadra. Viene chiamata fuori, viene chiamata dentro, viene chiamato Ace, si fervola il presidente Bellinazzi. Meno 3, stanno tentando di recuperare i ragazzi di Rosa. Comunque gran bella partita, gran bella partita, le due squadre che 19 a 23. Sasha Tarocco al servizio. D'Agostini, un muro importante su Parolin, Cristian D'Agostini su Parolin che aveva cercato l'attacco in posto 4. 24 a 19.
numero 6, Bologna. 19-24. Interrotto e Verona, Volley Veneto Menafis, conquista la semifinale di Coppa Veneto. Io vi ringrazio per aver assistito a questa partita. Un saluto particolare a coach Adriano Fin, che questa sera purtroppo non può essere con noi, ma lo vedremo prestissimo ancora calcare i parquet dei campi veneti della pallavolo. Buona serata e ci risentiamo per sabato prossimo per la sfida al vertice tra Volley Veneto e Venezia.